L'Inter può definitivamente sorridere. Arrivano infatti notizie incoraggianti in casa nerazzurra che fanno ben sperare per la ripresa del campionato di Serie A. Il club ha comunicato sui propri canali ufficiali l'esito dei tamponi e dei test sierologici a cui si sono sottoposti i giocatori, staff tecnico, dirigenti e il resto dell'organico. Nessuno è risultato fortunatamente positivo al coronavirus. Ecco la nota. FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali nella giornata di venerdì sono stati sottoposti giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale e gruppo squadra sono risultati negativi. Nessun contagio quindi e secondo giro di test senza positivi per il club nerazzurro. In casa Napoli si avvicina il momento di fare un'importante scelta in vista della prossima stagione. A chi affidare la difesa dei pali, Ospina o Meret? Il giovane portiere friulano sembrava avere saldamente le chiavi della porta partenopea, ma la serata storta vissuta contro l'Inter ha spinto Gattuso al cambio. Ospina ha dalla sua la maggiore esperienza e piace al tecnico per la sua capacità di giocare dal basso e di avviare l'azione con il palleggio. Il Napoli però ha investito tanto sul Meret e lasciare 25 milioni in panchina è uno spreco. Non è quindi da escludere un nuovo ribaltone tra i pali. Anche Leo Messi si è inserito nella contesa Inter-Barcellona per Lautaro Martinez. Sembra infatti che il fenomeno argentino abbia chiamato l'attaccante dell'Inter per provare a convincerlo a trasferirsi al club blaugrana. Lo ha rivelato Adrián Rubén Fernández, uno degli scopritori di Lautaro, al quotidiano spagnolo Sport. Messi lo ha chiamato e lo vuole presto al suo fianco, non ho dubbi. Stanno quasi definendo l'operazione. Lautaro sarà un eccellente sostituto di Luis Suarez. Secondo Rubén Fernández, l'arrivo del numero 10 nerazzurro al Barça avrebbe riscontri molto positivi. Essere il compagno di squadra di Messi a Barcellona lo migliorerebbe e aiuterebbe entrambi ad essere in perfetta armonia anche nella nazionale argentina. Lautaro e Leo potrebbero così capirsi nel migliore dei modi in campo. Intanto, Mundo Deportivo riporta una notizia secondo cui il club iberico avrebbe strappato il sì definitivo di Lautaro Martinez e Miralem Pjanic per il trasferimento tra i catalani. Ora non resta che convincere le società. Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, non nasconde l'ipotesi di ingaggiare Sebastian Vettel. L'austriaco, nel corso dell'intervista all'emittente ORF, ha parlato dell'addio del 4 volte campione del mondo alla Ferrari. Ci sono ancora dei sedili interessanti. Vettel può decidere se continuare o meno. Sicuramente un pilota tedesco al volante di una vettura tedesca sarebbe una bella scelta a livello di marketing, ma dobbiamo prima di tutto prendere in considerazione le prestazioni. Wolff ha sottolineato però come ad aver la precedenza siano gli attuali piloti, Hamilton e Bottas, entrambi in scadenza, e il giovane Russell, mandato a far le ossa in Williams. Vettel è un gran pilota, ma prima di tutto dobbiamo concentrarci su quelli che sono i nostri, attuali, poi eventualmente dovremo chiederci cosa fare con George Russell, che resta un'opzione. Infine c'è anche la possibilità di prendere in considerazione Vettel, ha concluso Wolff.